Ci sono altre elezioni però alle quali ci si sta preparando. Diversi comuni della città metropolitana di Venezia andranno al voto questa primavera e si stanno presentando tutte le candidature. Noi questa sera andiamo a Mira, dove Paolo Pizzolato, candidato sindaco di Prima il Veneto, ha incontrato gli elettori. Non è certo un nome nuovo alla politica quello di Paolo Pizzolato, in corsa per Prima il Veneto, poltrona di sindaco a Mira. Veneziano di terra ferma, da leghista, è stato amministratore unico di Veneto Agricoltura e protagonista della lunga stagione di dissenso nel Carroccio Veneto all'allora segretario Flavio Tosi. Era in prima linea nella primavera del 2013, quando davanti alla sede regionale di Noventa Padovana si consumarono gli scontri dopo le espulsioni di 35 iscritti. Era lui, segretario provinciale Venezia del Carroccio, che quel giorno in cui Flavio Tosi uscì scortato dai carabinieri se n'era andato in ambulanza dopo uno scontro acceso con un deputato veronese. Da allora sono passati 4 anni. Pizzolato, tra i fondatori di Prima il Veneto, torna in campo in una Mira Fortino-Grillino. Io conosco Mira perché da 60 anni ci abito, ci vivo. Però in questo momento i cittadini hanno bisogno assolutamente di cambiare. Ci sono stati 5 anni di latitanza da parte dei grillini e ora di mettere in moto un po' di macchine, un po' di orgoglio personale da parte dei miresi per portare a casa qualcosa. Sicurezza prima di tutto, spiega dal gazebo a Miraporte, dove sta incontrando i cittadini. Forze dell'ordine che devono girare e telecamere che devono essere funzionanti anche in orari notturni. Solo così la gente va avanti. E poi un nuovo dialogo con le frazioni e un rilancio dell'economia. A Miraporte servono più parcheggi per far riaprire i numerosi esercizi commerciali che hanno chiuso in questi anni. Per cui qui un po' alla volta sta morendo la piazzetta di Miraporte, che era l'orgoglio di Mira, ma che era soprattutto un simbolo di quello che era una volta i vecchi attracchi dei veneziani e quello che era la realtà produttiva di questo paese.